Gli appuntamenti di venerdì 14 marzo. Il sindacato UIL organizza a Genova la manifestazione No ai lavoratori fantasma in Piazza dei Ferrari. Inizia alle 10 con i servizi alle persone del sistema UIL, alle 11:30 il secondo incontro per una formazione al lavoro efficace. Prosegue il Festival dell'Osservatorio Raffaelli dalle 10 alle 12 in diretta Facebook, un incontro per raccontare cosa fa l'associazione. A Piazzale Mandraccio, al Porto Antico di Genova, il track della Polizia di Stato sarà presente per la 12ª edizione di Una vita da social, dalle 10:45 l'inizio del progetto per favorire comportamenti di legalità. Per i corsi di cultura di Chiavari c'è una lezione di storia antica con il professor Giorgio Bird su miti e leggende dell'antica Roma, alle 16:15 nella sala Livellara di Via del Pino a Chiavari. All'oratorio Sant'Erasmo di Santa Margherita Ligure, Giorgio Getto Viarengo presenta il suo libro Tigullio Mediterraneo, marinai, pescatori e naviganti nel segno di Sant'Erasmo. Inizio alle 17:30. Fare i compiti e mantenere gli impegni senza la pressione dei genitori è il tema del nuovo incontro del corso di formazione per genitori in programma alle 20:30 nella sala polivalente di Recco. Alle 21 al Teatro Garage di Genova in scena Ferrare Marla, un viaggio ironico ispirato all'immaginario adolescenziale, uno spettacolo di e con Diana Dardi, con regia di Omar Giorgio McLuffy. Al TICU, Teatro Internazionale di Quartiere di Genova, va in scena lo spettacolo Ossitocina, scritto e diretto da Elena Stauffer. Inizio alle ore 21.